Che stronzo Maximovic. Io da tifoso di Quagliarella avrei allentato le marcature alla fine. Sono dolori? La formazione. Niente. Il centrocampo è logico, perché rispetto al video che abbiamo fatto prima, perché c'è Hamsik e Allan, quindi va bene, Zielinski e Cagliacon sugli esterni, però a difesa li abbiamo tutti, quelli che sono meno... il loro rendimento è meno importante. Isai invece di Macquei, Maximovic invece di Albiol, e Mario Rui invece di Coulà. Devono mettercela tutta. Se ce la mettono tutta, Isai e Mario Rui sono quelli dei 91 punti alla fine. Ce la devono proprio mettere tutta, e Maximovic pure. Belli, ma belli fluidi. Cioè, una bellissimo primo tempo. Quanto è importante la psicologia, eh? Sono gli stessi che hanno fatto cagare fondamentalmente contro il Milan. Però guarda, Insigne segna, la felicità, l'abbraccio Celotti, l'abbraccio con Mertens, e tutto poi diventa più facile. Isai ti dà una palla di merda e tu, invece di incazzarti, sorriso e incoraggiamento. Mario Rui ancora un'altra grande prestazione a zittire quelli che Mario Rui non può giocare manco in Serie B. Shhh. È chiaro che Culam è più forte, è chiaro, ma Mario Rui fa la sua figura, va bene. Hamsik, Faro, sono proprio contento per il capitano, perché abbiamo bisogno di lui, abbiamo bisogno della qualità, e ce la sta mettendo tutta la qualità possibile. Che stronzo Maximovic. Io da tifoso di Quagliarella avrei allentato le marcature alla fine, proprio per dare una sorta di soddisfazione a uno che ci mette l'anima all'età che tiene e meritava di segnare. Ci ha provato in tutti i modi, ci è andato anche vicino, pericoloso. Complimenti alla Sampdoria che gioca a pallone, e questo probabilmente facilita anche il nostro gioco, perché le squadre che si chiudono e rinunciano e si abbassano ci mettono in difficoltà. Giampaolo non l'ha voluto fare e purtroppo esce sconfitto nettamente da un Napoli che ha vinto di squadra. Questa è proprio la vittoria della squadra sotto tutti i punti di vista. La coralità del gioco, si è rivisto un gioco fluido, velocissimo, appoggi puliti di prima. Hamsik è stato straordinario sotto questo punto di vista, proprio l'unione di una nuova unione dell'ambiente anche si ricompatta al San Paolo. Non so quanta gente ci fosse, ma ha saputo sottolineare le fasi importanti della partita, la generosità di questa squadra, che a palla persa si è subito messa sotto a recuperarla con forza, con voglia. Viva! Se ce l'hai, fallo sempre. Questo è quello che diciamo noi. Koulibaly meritava il gol, il San Paolo ha reclamato che battesse il calcio di rigore, ma c'è stato anche lì un momento di gruppo. Si voleva far segnare Verdi, che ha bisogno del gol perché sta giocando poco, ed è un grande rigorista, ma un grande rigorista. Straordinario Zielinski, mi è piaciuto tantissimo. Ci sono stati dei momenti in cui si sono addirittura alternati, lui più centrale, Hamsik più esterno. Rui ha fatto un partitone, anche Isai si è comportato molto bene oggi, e Maximovic specialmente attentissimo tutto il tempo. Probabilmente quello che abbiamo pagato contro il Milan, e Maximovic ha voluto dimostrare: ragazzi, io so giocare anche centrale, e l'ha dimostrato con una squadra che stava segnando a raffa, quindi non era un impegno così. E fino alla fine, purtroppo, perché Quagliarella io avrei voluto, ma purtroppo la legge del calcio è questa: non è che puoi dare la palla a uno e lo fai segnare per fargli togliere uno sfizio, non si può fare. Questa è una vittoria netta, importantissima, dopo le critiche feroci che il Napoli ha subito dall'eliminazione della Coppa Italia. La reazione c'è stata, ed è questo che noi vogliamo vedere, perché vincere, perdere la classifica, i punti fino a un certo punto, ma quello che noi vogliamo vedere in campo è la reazione di una squadra che si vede che c'ha voglia. Questi giocatori devono metterci la voglia, perché a volte la tecnica non basta, perché non sono i top di cui parlavamo prima continui, devono buttare sempre il cuore oltre l'ostacolo e fare quel qualcosa in più. È entrato bene anche De Varà, non indolente, veloce nello smistare il pallone. Bene. Quindi questi giocatori, e Ancelotti probabilmente in questo ha ragione, possono essere interscambiati spesso, se ci mettono l'impegno totale al 100%. Se ci metti l'impegno totale, possono giocare anche Diawara e Allan, anche se era una fase in cui il Napoli era in controllo e non aveva bisogno di impostare. Ma stavamo impostando lo stesso, abbiamo continuato ad attaccare lo stesso. Koulibaly che voleva segnare per tutto.
Beh, bello, bello tutto, bello. Anche importante che non si è buttata la palla al centro a cazzo. Hanno sempre guardato al centro prima di crossare e molti cross sono stati rasoterra corti all'indietro dove hanno sempre trovato un giocatore per lo scarico, per la seconda palla, c'è stato Insigne, Zielinski molto spesso, quindi sia Rui che Callejon non hanno buttato la palla a cazzo, speriamo che Milik la prende. Ah, bene, benissimo. Emeret è bravo. Emeret è bravo. Perché quelle poche cose che ha fatto sono state comunque molto 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 importanti. Ah, che belle le partite dove il VAR non fa stronzate, anzi, quello che era chiaro che era in aria si è preso, si è aggiustato e così, è giusto così, non è difficile usarlo, c'è la tecnica, adopera la tecnica. Da New York Valerio Fluido è tutto e vado a suonare perché si sta facendo tardi. Un bacio, un abbraccio, ciao. Ragazzi, ma che sta succedendo? Dove vai? Cioè... e io mentre sto facendo il video e mi arrivano i messaggi, gli amici, Cancelotti ha confermato che Hamsik se ne va. Dove vai? Oggi che hai giocato così bene, oggi che mi sembrava che questa squadra può girare così anche senza Fabian Ruiz, proprio perché hai fatto una prestazione così. Non va bene così. Non so cosa dirti. Ti voglio augurare il meglio, fai tanti soldi, che ti devo dire, te li meriti perché comunque hai dato tutta la tua carriera al Napoli. Ma qua ci vuole un video a parte, io non posso. Al posto di Hendrix. Ciao.